Una buona giornata, ben trovati in diretta. Cominciamo la nostra prima edizione in questa giornata purtroppo contraddistinta ancora una volta dal maltempo. In particolare è stata colpita la Marca trevigiana, l'Alta Marca, la zona del Coneglianese, ma di nuovo anche Cordignano ai confini dunque con il Friuli Venezia Giulia. Poi ci sposteremo in Quartiere del Piave, Farra di Soligo e ancora procederemo verso l'Asolano. La bomba d'acqua, le bombe d'acqua, più di una che si sono verificate nella tarda serata di ieri, poi nella notte, hanno messo nuovamente a dura prova un territorio che era già stato reso intriso di pioggia dalla notte precedente. Ci sono stati allagamenti, fango, ghiaia, acqua in strada, nelle abitazioni, nei negozi e poi trattandosi di territorio collinare ci sono state anche diverse frane, diversi smottamenti, cedimenti in collina. Allora noi andiamo subito in diretta da Cordignano, uno dei territori maggiormente colpiti perché è esondato il Meschio, è arrivato fino in piazza. Per noi sul posto ci sono Daniela Sizzia e Nicoletta Rizzetto. Daniela, buongiorno. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori, siamo qua a Cordignano, lo vedete alle mie spalle il Meschio, una notte da incubo, una notte di vera paura, i negozi, le abitazioni sono finite sott'acqua, acqua e fango. Da questa notte che continuano a lavorare ci sono, dopo vi faremo vedere una gelateria completamente distrutta, ma non è la sola, con una invece una proprietaria di un negozio che sono dovuta scappare perché l'acqua si è alzata improvvisamente. Sono riuscita a raggiungere il primo piano perché sennò l'acqua ci prendeva. Sono con il sindaco di Cordignano. Sindaco, intanto buongiorno, grazie per essere qui. Purtroppo insomma è esondato in 3 punti, ci diceva. Sì, purtroppo è stata una notte molto pesante, molto difficile, come è stato detto, di paura. No, questa volta non solo il Meschio è esondato, allagando completamente la piazza e anche altre zone di Cordignano. Questa volta si è aggiunto prima la Friga e poi le Obole. Quindi posso dire che, a parte la frazione di Villa, che è un po' più alta, un po' più in collina, quasi tutto il territorio comunale questa volta ha avuto danni dall'acqua e dal fango soprattutto. Sindaco, che cosa si può fare? Cittadini che sono esasperati, ovviamente c'è rabbia, non è la prima volta, ci dicevano insomma dal 2020 abbiamo avuto davvero problemi enormi. Che cosa si può fare di più? Sì, intanto li comprendo assolutamente i cittadini e li sono anche vicino per quello che può servire, perché stanotte ho visto veramente situazioni difficili. La soluzione per Cordignano c'è. Dal 2020 sono iniziati dei lavori per fare questo bacino di laminazione a Monte del Meschio, prima dell'intersezione del Caron e della Friga, appunto nel Meschio, che ci porta giù quest'acqua. È chiaro che bisogna dare, dal mio punto di vista, assoluta priorità a questo tipo di lavoro, a questo tipo di intervento. So che è stato finanziato in parte, quindi bisogna lavorare, perché se non si fa questo bacino Cordignano tornerà sott'acqua alla prossima occasione. Questo purtroppo è quasi scontato. Grazie Sindaco. Siamo andati un po' in tutto il paese con la gente che da questa notte che sta cercando di buttare fuori fango, acqua. Lì c'è addirittura, lo vedete, il Meschio da là è riuscito con la forza a passare sopra quel muro ed ha praticamente inondato questa gelateria che per l'ennesima volta è andata distrutta. Però prima vi faccio sentire le voci di alcuni cittadini e capirete l'esasperazione insomma della gente che da questa notte che sta pulendo e sta cercando di salvare il salvabile. E poi vi faccio vedere invece la gelateria dove davvero la signora insomma ci ha accolto nella disperazione. Quindi vi faccio sentire queste testimonianze. Non entra da qua perché avevo la paratia, entra da dietro e col fango e tutto. Guarda, veda tutta stanotte e stamattina che siamo qua, 3-4, che poco. Vede là, va giù e vede il cancello, che è quello del Cristina, quello è caduto sulla strada dal peso dell'acqua. Addirittura è caduto il cancello dal peso dell'acqua? L'acqua, sì. Sì, ma l'acqua è entrata tutta qua perché non defluiva, perché le veniva tutta su un colpo, no? E quindi... Ma non vi avevano preallertato di questo? Beh sì, avevo ammesso infatti le paratie, ma non servono. C'è l'acqua da fin qua, è tutto sporco qui. È un casino.
Ma si può trovare una soluzione per questa qua? Bisogna trovare una soluzione, dice. Non lo so, penso di sì. Paura anche. Tanta, perché c'è anche un bambino di 9 anni che lui non aveva mai visto una roba di genere e si è spaventato un po'. E queste cose non aveva mai visto. Da dietro è Cristina che è cominciato, qua, l'albergo qua. Ed è venuta giù. È tutta fuori, sì. Il cancello qua là in mezzo è venuto, si è staccato. Dalla forza dell'acqua. Sì, sì, sì. Ed è arrivato, abbiamo visto, c'è fango di tutto, che è un disastro. Sì, sì. È stanotte che lavorate. Eh sì, fino alle 5 stamattina siamo qua a pulire. E non è la prima volta questo? La mura si è spostata, si sta aprendo, la mura del Meschio. Che se si apre è un disastro totale. Guarda, vai sulla mura e vedi. Se si apre... La prossima volta paga loro la prossima volta. Perché noi non basta. Siete anche arrabbiati, giustamente. E beh, se arriva il sindaco, ti do che va dentro e dica anche se passa qua è Zaia, di che passa per qua. E posso andare in giro con i trattori e con la Ia. Di che passa per qua Zaia. Stavolta. Ecco, abbiamo sentito, non sono servite le paratie, non è servito a nulla perché la forza dell'acqua ha distrutto tutto. Lei è titolare di questa gelateria, una dei titolari, davvero un disastro. Sì, come 5 anni fa si è ripetuto lo stesso dramma. Il nostro negozio, la nostra gelateria è stata nuovamente distrutta, macchinari, tutto quanto, arredamento, anche la parte, il retro dove c'è il nostro giardino, tutto quanto, e appunto l'acqua è arrivata proprio da dietro, dalla parte del giardino praticamente. Ed è salita rapidamente. Oh, sì, giusto il tempo che mio fratello si è accorto che il Meschio appunto si era alzato in maniera esagerata. E siete tutti scappare e salire in alto? Sì, siamo andati. Noi per fortuna abbiamo un monolocale appena sopra la gelateria e siamo in tempo per salire e poi man mano è esondato. Abbiamo portato giusto l'occorrente, sì, l'essenziale per noi, abbiamo portato di sopra e poi è salito e niente, lì abbiamo aspettato e poi sono dovuti scendere i miei fratelli per togliere le paratie e insomma fare il necessario in modo tale che l'acqua defluisse dal negozio e in quella maniera poi siamo potuti anche scendere io, mio papà, che eravamo di sopra, insomma. Acqua e fango, vediamo, insomma, praticamente si è salvato davvero poco. Non si è salvato niente, niente, assolutamente niente. Lei ci diceva qualcosa si deve fare, non possiamo andare avanti così. Sicuramente quello sì, perché parlo per me, parlo per tutte le persone che hanno negozi o comunque abitano in questa zona, perché purtroppo adesso è un problema costante. Ogni volta che c'è maltempo è una preoccupazione, angoscia per chi abita, per chi ha negozi qui, perché ogni volta bisogna attrezzarsi come abbiamo fatto noi, fa il necessario, però appunto si vede non è sufficiente e quindi deve esserci qualcosa sicuramente da fare da parte delle istituzioni appropriate, insomma, che si occupano di tutto questo, ecco. Grazie, io vi faccio vedere, stanno continuando a lavorare da questa notte ininterrottamente, guardate, e stanno buttando fuori acqua, ormai non ce n'è più, ma tantissimo fango, e lo vedete, insomma, le poltroncine, le sedie tutte fuori, il bancone è tutto distrutto, ci diceva l'ennesima volta, noi non ne possiamo davvero più. La cosa che sottolineava però era la solidarietà del paese, perché in tanti i giovani, insomma, sono venuti comunque a darvi una mano, ed è questa stata la vostra forza, in realtà era questa, quella dell'aiuto, insomma, delle altre persone. Sì, quello sicuramente, quello sia oggi, insomma, tra ieri e oggi, sia anche la volta precedente, 5 anni fa, tanto aiuto da parte
dei cittadini, giovani, e veramente da quel lato là è la nostra fortuna anche, sì. Ti ringrazio, grazie davvero. Ovviamente la gente qui adesso è stanca, esasperata, c'è anche la rabbia per quello che è successo, anche se l'allerta era stata data, le paratie non sono servite, nulla è servito, una forza davvero pazzesca dell'acqua che ha distrutto tutto quello dove è passata l'acqua, ha distrutto. Qui da Cordignano per il momento è tutto. Lina, io ti restituisco nuovamente la linea. Grazie Daniela Sizia e Nicoletta Rizzetto, grazie per queste testimonianze. Torneremo certamente a collegarci da Cordignano. Vi do 2 numeri prima di andare in un altro centro pesantemente colpito, quello di Farra di Soligo. Sono stati 100 gli interventi effettuati da 45 vigili del fuoco al lavoro da ieri sera nella Marca trevigiana. Le squadre sono tuttora impegnate con motopompe e idrovore per prosciugare e mettere in sicurezza alberi, rami pericolanti, in supporto anche squadre provenienti da Belluno e Venezia. A Susegana sappiamo che è esondato il Crevada, avete visto il meschio cosa ha provocato a Cordignano. Alle 6 di stamattina erano ancora 34 i COC, i centri operativi comunali aperti in tutto il territorio veneto, 16 in provincia di Treviso, 10 in provincia di Vicenza. Come vi dicevo, andiamo a Farra di Soligo con Elena Dalforno, Renato Capoia. Vedo un ospite perché Farra è stata veramente messa a dura prova. Elena, a te, buongiorno. Sì, buongiorno Lina, buongiorno a tutti i telespettatori di Antenna 3. Farra di Soligo in ginocchio questa mattina. Siamo qui con il signor Piotre che adesso ci racconterà quello che è successo. Noi abbiamo visto fango ovunque, negozi, attività devastate, ma addirittura le case, ovviamente gli scantinati, i garage, perché è esondato questo Rio Farra che adesso andremo a vedere con il signor Piotre, che ci racconta proprio cos'è successo durante la notte. Allora, venuta acqua, ma ovunque. In garage sarà 1,5 metri di acqua anche in garage, anche a casa, perché qua passa una fiume, però non è stata pulita, che l'ho chiamato tante di quelle volte. Comune mi ha mandato a Consorzio l'ha fatto pulizie solo di canale, però non sotto Ponticello, quindi tutta la roba si è ingrumata, mi ha fatto disastro, sono veramente danni, macchina ormai è da buttare via e i garage, tutti gli attrezzi sono da buttare via perché non funzionano più. Recente qua la rete l'ho cambiato 1 anno fa, non c'è più, non esiste. Ecco Lina, qua è esondato proprio il Farra, adesso vediamo che c'è proprio in corrispondenza della casa del signor Piotre questo specie di ponticello dove si è proprio elevato il livello dell'acqua, ha esondato nel giardino suo, è entrata in casa, come qui puoi vedere stanno ancora pulendo. La signora vedi che sta ancora pulendo tutto il fango, questo è il livello dell'acqua in cui è arrivata la bomba che si è abbattuta proprio dentro le case. Adesso andiamo a vedere addirittura il garage, qui la macchina non parte più, quindi anche questo è un danno enorme, macchina da buttare. Qui il giardino pieno di fango, chiaramente qui il garage, anche qua una situazione allucinante. E poi andiamo sempre a vedere che cosa è successo, perché ovviamente la furia dell'acqua, non trovando sfogo, ha cominciato a correre lungo la strada e qui è arrivata, scendendo qui, è arrivata addirittura in piazza, dove tutte le attività che erano proprio sul fronte della strada dove scendeva l'acqua sono state completamente invase dalla furia, quindi fango fino a qualche minuto fa che è stato tirato via dalle idrovore chiaramente, ma materiali e danni per veramente centinaia di mila euro, e vi daremo conto poi questa sera
di altre interviste, di altre testimonianze veramente toccanti. Io, Lina, ti restituisco la linea ricordando a tutti i cittadini di Farra che il sindaco ha aperto il centro per lo smaltimento, quindi rimarrà aperto il centro dove tutti i cittadini potranno portare materiali rovinati e distrutti dalla furia dell'acqua. E ti restituisco la linea, Lina, e poi nei telegiornali di questa sera daremo conto di altre testimonianze. Allora, grazie Elena Dal Forno e Renato Capoia. Allora, Farra di Soligo, il sindaco Mattia Perencini aveva dato 2 informazioni questa mattina con l'ultimo aggiornamento alle 9, oltre alla pulizia delle strade ancora in corso, aveva parlato di numerose frane con Collagù che alle 9 era ancora isolata in entrambe le direzioni, il cimitero di Farra chiuso per allagamento, il centro raccolta, come ha detto la collega, di Savno naturalmente aperto dalle 9:30 per cercare di smaltire il più possibile. Tra l'altro vediamo se riesco a mostrarvi, eccola qua, proprio l'immagine che ci ha mandato Elena Dal Forno di quello che resta all'esterno di un negozio di parrucchiere. Siamo a Farra di Soligo, gente che ha dovuto davvero, commercianti eccetera, buttare via ogni cosa. Poi ci sono, abbiamo detto, frane un po' dappertutto. Allora vediamo se riesco a mostrarvi questo video, eccolo qua. Siamo a gentilmente un telespettatore che ringraziamo, ci ha inviato alcuni video. Siamo a rivediamolo, a Corbanese di Tarzo, con uno dei tanti cedimenti che si è verificato questa notte, a Mondragon di Corbanese in particolare, ma ci sono moltissime frane su cui stanno lavorando purtroppo i comuni e anche la provincia di Treviso. Poi c'è un comunicato arrivato da poco, un elenco lo vedremo tra poco. Allora vedo collegata in diretta la collega Tiziana Bolognani, perché a proposito di frane ci sono degli aggiornamenti da San Vito di Cadore, situazione sappiamo delicatissima, si attendeva la messa in prova della colata rispetto al maltempo di questi 3 giorni e purtroppo qualcosa di nuovo si è verificato. Tiziana, a te buongiorno. Sì Lina, buongiorno, hai detto bene, questa notte attorno alle 4 una nuova colata di detriti ha invaso parzialmente, sia pur parzialmente e con quantitativi davvero residui rispetto alla precedente di una settimana fa, la statale 51 di Alemagna. Subito il personale dell'ANAS con i volontari e la protezione civile hanno liberato la strada, che però resta chiusa. Sappiamo che devono essere montati e sistemati questi pluviometri per monitorare l'avanzamento di questa massa di detriti che sta esattamente alla base di Croda Marcora e che ad ogni piè sospinto, e cioè quando piove, vengono messi in movimento, complici anche le cascate d'acqua che si formano a monte attorno ai 3.000 metri di altitudine. Quindi la strada che doveva essere riaperta oggi, l'apertura slitta e probabilmente slitta a giovedì, perché bisogna avere le condizioni di sicurezza massime. Questa mattina alle 10 c'è stato un vertice in prefettura e però il prefetto ha dato la consegna del silenzio a tutti i partecipanti. Fino a poco fa Tommaso Migot, che è con me e mi assiste per la parte tecnica, vi può mostrare il parcheggio che si è liberato dalle auto dei funzionari dell'ANAS. C'era la regione del Veneto, c'è ancora l'auto dei vigili del fuoco e quella della polizia che attende i funzionari presenti
a questo incontro e quindi noi aspettiamo evidentemente questo comunicato stampa congiunto, perché nessuno parla ed evidentemente la situazione, come dicevi tu, è molto delicata e nessuno se la sente di dire mezza parola in più. Quello che sta capitando è certamente importante sul fronte del disagio per tutti gli abitanti del Cadore, che sono costretti davvero a spostamenti di almeno 5 ore per andare e tornare dal proprio posto di lavoro, e la situazione in Val d'Ansiei, cioè la strada che porta al passo Tre Cime per poi ridiscendere a Tre Croci, per poi ridiscendere a Cortina, è davvero intasata di mezzi. Vengono segnalati anche sorpassi non propriamente urbani da parte anche di mezzi pesanti, ci sono problemi di rallentamenti, insomma qui in provincia di Belluno la situazione della mobilità e della viabilità resta davvero ancora molto precaria. Lina. Grazie Tiziana, grazie a Tommaso Migotta. Allora vedremo se ci saranno ulteriori aggiornamenti. Adesso apriamo una finestra da Vicenza rispetto a quello che sta succedendo in città. Anche Vicenza e la sua provincia hanno patito alcune conseguenze da maltempo, ma decisamente inferiori rispetto alla Marca trevigiana. In compenso a Vicenza c'è un altro tema caldo in questi minuti: i Notav, gli attivisti Notav incatenati ai cancelli del bosco di Caalte. C'è in corso lo sgombero da parte della questura. Per noi c'è il collega Daniele Garbin. Daniele, a te com'è la situazione? Sì, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Proprio in questo momento, vedete, ci sono i dirigenti della questura e le forze di polizia che sono andati a parlare con gli attivisti sulla seconda barriera che hanno installato al Bosco Caalte. Ricordiamo, sono in quartiere Ferrovieri, nei pressi del Retrone, in via Maganza. Questa mattina le operazioni, insomma, sono svegliati i residenti proprio con quello che era stato ampiamente annunciato, cioè lo sgombero di questo primo cantiere di Vicenza, nel comune di Vicenza, che insomma i lavori saranno attivi in questo che sarà un cantiere per l'alta velocità, e che invece gli attivisti sono decisi a resistere, quantomeno a creare problemi. Hanno proprio nella notte, negli ultimi giorni, avevano occupato anche l'altro bosco, il bosco Lanerossi, e stanno trascorrendo la notte da queste parti, hanno innalzato barricate, e questa mattina alle 8 è iniziata proprio l'operazione. Sono arrivate subito le squadre di reparti mobili di Padova, i carabinieri, la polizia locale, i vigili del fuoco, ed è stato chiesto inizialmente agli attivisti di spostarsi. Questi si sono invece opposti, si sono legati con catene ai cancelli, hanno spostato in avanti una prima barricata che è stata proprio da poco rimossa, e in questo momento sono entrati dal cancello e si stanno rivolgendo, come vedete anche delle immagini, alla seconda barricata, dove sono in questo momento fissati, si sono sistemati gli attivisti. Alcuni sono legati, stanno opponendo una resistenza passiva, sono stati semplicemente tranciate le catene e sono stati portati via di peso. È una battaglia che era stata promessa, e in questo momento si sta intensificando. Ogni ostacolo da qui in avanti potrebbe essere motivo di scontro. Pare che ci siano altri attivisti nel bosco, insomma la tensione è palpabile. Per il momento non si sono registrate episodi gravi, però non escludo che la situazione possa intensificarsi nel percorrere della giornata. Se fosse necessario vi chiediamo la linea e speriamo che non sia così. Per il momento seguiamo da vicino quello che sta succedendo qui. A voi la linea. Grazie Daniele Garbin, grazie ai colleghi di Vicenza. Noi torniamo sul fronte maltempo. Allora, innanzitutto andando a vedere queste immagini che arrivano dal AVAB di Valdobbiadene, volontari
antincendio boschivi, ma che sappiamo essere esponenti della protezione civile, quindi operatori di protezione civile per ogni evenienza. Questa è una frana, lo vedete, che si è verificata in collina. Siamo nelle zone di Vidor e Valdobbiadene, alberi da rimuovere, allagamenti in strada, corsi d'acqua anche piccoli che hanno tracimato e che hanno portato fango e detriti dappertutto, quindi c'è stata la necessità di ripulire le strade e ad attivarsi, lo ricordiamo, unendoci ai ringraziamenti davvero per queste persone che impiegano così il loro tempo, le loro energie, ad attivarsi nella notte proprio i volontari di queste associazioni di protezione civile che fanno davvero una parte importantissima quando si verificano situazioni di questo genere. Sappiamo che il maltempo sta colpendo il territorio da più di 48 ore, con anche molti fulmini che si sono abbattuti anche ieri appunto a terra. A San Polo di Piave tra venerdì e lunedì si procederà alla demolizione dell'intera cuspide della storica chiesa della Caminada al cimitero di San Polo, proprio colpita da un fulmine ieri mattina alle prime luci dell'alba. Erano circa le 4, con un botto che si è sentito a chilometri di distanza. Andrà demolita l'intera cuspide della chiesa della Caminada a San Polo di Piave, colpita da un fulmine alle 4 del mattino. La scarica elettrica che ha squarciato il lato nord della sommità del campanile ha prodotto un fragore tale da essere sentito a chilometri di distanza e ha lasciato a terra sull'erba mattoni e detriti. Nel pomeriggio il sopralluogo dei tecnici insieme al parroco Don Alberto Dalla Corte e la decisione non facile di rimuovere l'intera cuspide per evitare che cada sulla copertura della chiesa, sfondandola. Operazione più complessa del previsto, che verrà dunque eseguita venerdì o al più tardi lunedì. Il parroco si è attivato con imprese e tecnici, anche sentendo la sovrintendenza perché questo è un bene vincolato, cercando di capire come intervenire. Intanto, come primo passo, è stata messa in sicurezza l'area, quindi è stata transennata, è stata chiusa. Comunque è un luogo dedicato al culto della Madonna, quindi spesso le signore vengono qui a portare il loro omaggio, il loro pensiero. Ecco, purtroppo in questi giorni la chiesa verrà chiusa appunto per motivi di sicurezza, e poi cercheremo di intervenire nella maniera più veloce e migliore possibile. La chiesa di Viale della Rimembranza si trova accanto al cimitero. Il fulmine ha messo fuori uso anche l'impianto elettrico, quello che faceva sì che ogni pomeriggio le campane diffondessero la melodia della leggenda del Piave. Questa è una chiesa che a livello di culto, ma appunto anche a livello di appartenenza, è una chiesa molto importante. Questa è una chiesa che risale circa al 1400 e che ha avuto i suoi danneggiamenti e le sue peripezie anche nel corso della Prima Guerra Mondiale, poi è stata ricostruita, quindi si porta dietro anche una storia. Sorge appunto anche nei pressi del Parco della Memoria che abbiamo inaugurato l'anno scorso, vicino al cimitero, quindi è un punto importante dal punto di vista sia spirituale ma anche simbolico per la nostra comunità. Ci troviamo a fare il punto sul maltempo in questo 8 luglio e l'8 luglio di 10 anni fa esatti, era il 2015, si verificò il devastante tornado in Riviera del Brenta, messa davvero in ginocchio macerie e gente disperata subito dopo il passaggio di quell'evento eccezionale che colpì da Dolo a Mira, dove ancora oggi rimangono tra l'altro degli edifici da recuperare. E proprio da Mira vi riproponiamo velocemente la testimonianza di una fioraia, Katia, la cui reazione all'epoca alla violenza delle raffiche di vento rimase una delle testimonianze simbolo di quei terribili minuti. Sentiamola.
Queste le grida che rimasero davvero nell'immaginario e nell'esperienza terribile, drammatica di quel giorno. Allora, da Dolo è in diretta la nostra Ilaria Marchiori sul luogo di quei terribili eventi a 10 anni esatti dal tornado. Ilaria, a te buongiorno. Sì, buongiorno anche a te Lina, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui insieme al sindaco di Dolo Gianluigi Naletto, che all'epoca, ovvero 10 anni fa, era vice sindaco e che quindi ha toccato con mano e vissuto quello che è accaduto. Se la testimonianza, o meglio mi viene da dire le grida che abbiamo sentito poco fa della fioraia, la signora Katia col suo negozio a Mira, erano il simbolo, uno dei simboli di quello che è successo, a Dolo invece uno dei simboli di quella distruzione dell'8 luglio di 10 anni fa è questo, quello che vedete alle nostre spalle, ovvero Villa Fini, che andò distrutta, come la stiamo vedendo ancora le macerie, e che ancora non è stata risistemata, ma perché ci sono delle possibilità eventualmente di vendita. Insomma, non stiamo qui a discutere su quello, invece voglio parlare col sindaco di quello che è stato fatto in questi anni e soprattutto di quello che lei ricorda. Ricordo un inferno dal quale però a distanza di 10 anni oggi rivedo quei volti sofferti di chi è stato colpito, di chi era senza casa, senza più tetto, di chi aveva perso una parte di se stesso, a fianco però agli angeli delle macerie, cioè a tanti volontari che col sorriso tra le labbra confortavano e aiutavano proprio ad una rinascita. Ecco, oggi si può, tranne Villa Fini purtroppo, si può ammirare ciò che la popolazione ha fatto con l'aiuto della solidarietà di tantissimi. E qui c'è tutta quell'energia, quella potenza che la donna e l'uomo hanno nei momenti di sofferenza, che fanno conoscere proprio dal vivo il come non arrendersi e il lottare per qualcosa di importante. Senta sindaco, ricordiamo anche quelli che furono definiti gli angeli, perché tantissime persone quel giorno vennero qui ad aiutare, non solo a Dolo ma anche negli altri territori della Riviera del Brenta colpiti. Da quel pomeriggio dell'8 luglio del 2015 veramente qui c'erano i carabinieri che con le altre forze dell'ordine e noi amministratori pubblici a fermare anche delle volte queste onde di volontari, squadre sportive, associazioni culturali, insomma chi aveva del tempo veniva qui a rimboccarsi le maniche e a salire nei cumuli di macerie per spostarle, per tirar fuori suppellettili, cose personali, per dare anche dell'acqua, ecco, a chi con le ruspe stava lavorando per sgomberare le strade. Insomma era veramente un ricordo di quel, per esempio, dopoguerra che ha visto l'Italia, ecco, coesa, unita. Altrettanto qui c'è stata una manifestazione di grande unità e di coesione. Senta, voi siete riusciti nel frattempo a ricostruire praticamente gran parte di quello che era andato distrutto, anche grazie, insomma, ad una cosa che non è mai stata detta, no? A proposito di rimborsi. Questo tornado ha visto una intensità mai registrata prima in Veneto, F4, oltre fino a 300 km all'ora. Quindi prima in termini di risarcimenti i danni dall'aria e dal vento venivano equiparati a quelli dell'acqua. Ecco, grazie al modello Dolo, al nostro impegno anche verso il governo, verso i tecnici regionali, abbiamo ottenuto che questa equiparazione sia agganciata invece al terremoto, dove il risarcimento è ben di più del 20% dei danni e questo ha garantito, diremo così, un sollievo concreto verso chi aveva perso appunto la casa. Ma non solo, per le aziende, purtroppo non quelle agricole, abbiamo invece avuto sempre da parte del governo la possibilità di avere dei fondi di garanzia agganciati appunto a dei finanziamenti che hanno permesso anche in quel caso lì il rialzarsi anche dell'imprenditoria locale.
Allora io la ringrazio Sindaco Gianluigi Naletto per anche averci aggiornato su quelli che sono poi stati gli sviluppi in questi 10 anni. Come vedete il territorio di Dolo è riuscito a rialzarsi, anche se uno dei simboli rimane quello di Villafini. Io qui da Dolo restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, grazie al Sindaco per questa testimonianza. Allora regia, non so se abbiamo già in collegamento Vanessa Banzato da Asolo, probabilmente sì. Vediamo, allora se c'è Vanessa Banzato andiamo a Asolo, perché anche in quel territorio purtroppo ci sono state delle pesanti conseguenze per il maltempo di questa notte. Purtroppo quella è una zona in cui torniamo ripetutamente ogni volta che ci sono piogge intense. E anche in questo caso ci sono arrivate segnalazioni in questo senso. Vanessa, a te, buongiorno. Buongiorno a te Lina, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Ci troviamo in via della Sega e siamo a Villa d'Asolo. Perché? Perché ieri sera, a causa maltempo davvero, questa strada si è trasformata letteralmente in un fiume d'acqua. Abbondantissima la pioggia, tra l'altro scesa con una violenza inaudita, e vedete le case, gli ingressi delle case sono stati subito bloccati con dei pannelli di legno, dei sacchi di sale, proprio per evitare che l'acqua entrasse all'interno delle abitazioni. Lungo tutta questa via praticamente tutte le case hanno davanti gli ingressi, non soltanto gli ingressi esterni ma anche proprio davanti a casa, l'ingresso di casa principale, hanno delle paratie di legno che sono servite per evitare che l'acqua allagasse le abitazioni. Più che altro tanta paura sì, perché c'è chi abbiamo sentito che però non ha voluto rilasciare interviste, ma abita nei piani alti magari delle abitazioni, di alcuni anche condomini che ci sono più avanti. Hanno detto che era uno scenario davvero apocalittico, c'era quest'acqua abbondantissima che chiedo a Renzo, ecco, mi diceva la residente di questa abitazione che l'acqua arrivava fino praticamente all'altezza del muretto, quindi si parla di mezzo metro d'acqua in pochissimo tempo, in una manciata di minuti. L'intero centro di Villa d'Asolo è stato allagato completamente dall'acqua, e pesanti disagi. Più che altro le persone che abbiamo sentito hanno detto che sono stanche di questa situazione, perché ormai si sa che non è più l'eccezionalità del maltempo, l'eccezionalità dell'evento, e quindi ci hanno detto a microfono spento fuori dalle telecamere che hanno bisogno estremo che chi governa il paese, chi amministra i paesi, le città davvero prenda in mano questa situazione, perché non ne possono più. Il rischio ogni volta che c'è una pioggia abbondante, la paura più che altro quando c'è la pioggia abbondante di finire sott'acqua, di vedere la propria abitazione finire sott'acqua, come è successo anche l'anno scorso, come è successo l'anno precedente, quello prima ancora, ci hanno detto non è più sostenibile. Tra l'altro la situazione che si è verificata qui a Villa d'Asolo si è ripetuta un po' in tutta la zona dell'Asolano e della Castellana. Pensate che a causa della violenza dell'acqua, ma soprattutto dal vento forte che soffiava nella tarda serata di ieri e nelle prime ore della notte, ha addirittura divelto un'impalcatura a Castelfranco Veneto. L'impalcatura di un cantiere è stata completamente abbattuta dalla potenza, dalla furia del vento e dell'acqua. Castelfranco Veneto questo. Quindi tutta questa fascia davvero toccata pesantemente, ripeto, non è la prima volta che succede, e la gente non ne può più. Noi adesso proveremo anche a vedere, Lina, altri punti del paese, perché ci hanno segnalato più punti del paese che sono stati particolarmente toccati dal maltempo delle scorse ore, quindi ci sposteremo e chiederemo la linea nuovamente, Lina. Grazie a Vanessa Banzato, grazie a Renzo Rigon per la parte tecnica. Allora, ci sono Alessandro Granziere ed Edoardo Paris in regia per noi, ci fermiamo qualche istante per la pubblicità e torniamo tra poco con altra cronaca.
Ritorniamo in diretta da studio, riprendiamo la nostra prima edizione. Abbiamo visto quest'ampia pagina di Maltempo su cui torneremo nel corso della nostra diretta. Purtroppo si contano i danni questa mattina della nuova ondata di maltempo della notte, con precipitazioni estremamente abbondanti che hanno colpito in particolare l'Alta Marca, mettendo alla prova corsi d'acqua e già carichi dalla serata precedente e anche terreni già zuppi d'acqua che hanno purtroppo ceduto. Ci sono molti interventi in corso in questo momento, non solo per pulire ma anche per mettere in sicurezza le strade su cui sono colate in collina in particolare parte delle rive. Allora c'è anche altra cronaca, purtroppo c'è una nuova tragedia della strada. Andiamo sul homepage di Venezia Today. Non bastano purtroppo i 2 morti che il Veneto ha registrato ieri sulle strade. C'è stato un nuovo decesso mortale in via Colombo a Jesolo verso le 22 di ieri. Il cuoco jesolano di 53 anni Franco Gaudioso è stato investito mentre era in bicicletta da un'auto, è stato urtato ed è finito in acqua e purtroppo ha perso la vita. Il SUEM 118, subito allertato, non ha potuto fare altro che verificare purtroppo che l'uomo era già deceduto. La polizia locale di Jesolo sta ricostruendo la dinamica di quel che è successo. Questa la foto riportata da Venezia Today di Franco Gaudioso, 53 anni, morto per essere stato investito purtroppo in bicicletta nella serata di ieri. E a Padova invece vi dobbiamo dar conto di una possibile svolta dopo ben 17 anni nelle indagini sull'omicidio di Maria Pellegrini, donna che all'epoca aveva 78 anni, era stata trovata morta nella sua villetta. Ci sono novità legate alle tracce di DNA. C'è una svolta, le indagini ripartono dopo 17 anni e ci sarebbe un indagato. Quell'omicidio aveva scosso l'opinione pubblica, se n'era parlato quasi ogni giorno per mesi. Poi il clamore si era spento quando le indagini erano finite in un vicolo cieco. Era l'8 dicembre 2008, la vittima è Maria Pellegrini, un'ex maestra in pensione che vive da sola in una villetta di Casalserugo. Ricca proprietaria immobiliare, era stata trovata nel suo letto il giorno dopo, in camicia da notte con il nastro adesivo attorno alla bocca e al collo. Una finestra forzata, ma dalla casa non era sparito nulla di valore. I carabinieri hanno cercato per mesi movente e colpevole, ma nulla, nessun indagato, tante piste senza sbocchi. Ora, grazie alla tecnologia, qualcosa si muove. Potrebbe esserci compatibilità tra le tracce di DNA trovate nella villetta e una persona. Si tratta di un albanese già in carcere per altri reati e con molti alias. La procura di Padova avrebbe chiesto l'intervento del RIS di Parma, che anche all'epoca passò al setaccio la casa. Verranno nominati tecnici e si effettuerà la comparazione dei DNA. E così uno dei casi di omicidio più complicati degli ultimi anni potrebbe essere risolto. Allora, dicevamo il maltempo, torniamo in diretta da Cordignano con Daniela Sizia e Nicoletta Rizzetto, perché i danni sono davvero ingenti dopo l'esondazione del Meschio e le precipitazioni della notte. Daniela. Lina, buongiorno ancora. Sì, ci siamo spostati di poco, come vedete qui anche c'è l'osteria, qui la macelleria. Sono con il titolare, stanno tentando di pulire, ma da questa notte ovviamente che lavorano. Ci diceva insomma addirittura il fango che è finito sotto. Sì, è finito sotto il banco frigo. I motori adesso vediamo se su 3 motori si riesce almeno a salvarne uno. Sono abbastanza danni, diciamo. Io sono anche fortunato, poi ho appena aperto a febbraio, quindi cioè appena aperto e si trova in questa situazione. Sì. Mi hanno messo subito alla prova. La vita è fatta così, ti mette sempre alla prova. E solitamente, purtroppo. Lei è stato chiamato questa notte? Sì, io questa settimana ero chiuso per ferie perché mi sono preso un paio di giorni di riposo. E purtroppo mi hanno chiamato in 100, mi hanno mandato video e tutto quanto, e che purtroppo a mezzanotte, l'una, cosa fai? Non riesci a far nulla.
Sono arrivato questa mattina e ho trovato la sorpresa. Ormai sì, mi ero già messo il cuore in pace di trovare un po' il disastro, però non quello che ho trovato. Sinceramente mi aspettavo qualcosina di meno. Niente, adesso si lavora. Si ricomincia. Sì, appena iniziato si riparte nuovamente, cerca di ripartire insomma a testa bassa e lavorare, basta. Quello è, purtroppo non si può fare altro, inutile stare qua a piangere e lamentarsi. Niente, bisogna lavorare e basta. Grazie, grazie. A voi, come avete capito, insomma, grazie. Tutti si stanno dando una mano, tutti stanno cercando di lavorare e qui anche, vedete, in questa osteria c'è un disastro tutto fuori. Ci raccontava addirittura un'osteria che è un poco più avanti che i vasi e le bottiglie di vino sono rotolate in fondo al paese. Questa è la forza dell'acqua. Come ci diceva adesso il titolare della macelleria, bisogna ricominciare. C'è la solidarietà dei cittadini che sono arrivati per cercare di dare una mano a chi si è trovato in questa situazione, in queste condizioni, ma c'è anche davvero la rabbia, l'esasperazione, perché ecco, questo titolare ci diceva: io ho aperto a febbraio, però ci sono persone che sono anni che lavorano qua, anni che hanno i negozi e si sono trovati sempre nelle medesime condizioni, quindi una situazione difficilissima. Arrabbiati con la politica, arrabbiati con le istituzioni, insomma sono arrabbiati, vogliono assolutamente una soluzione immediata, che come ci diceva il sindaco assolutamente la priorità è il bacino di laminazione, altrimenti alla prossima perturbazione qui ci si ritrova nelle stesse medesime condizioni. Ormai dicono ci siamo abituati, no, non ci siamo abituati e non vogliamo nemmeno abituarci a questa cosa qui, perché dice la signora della gelateria, ci diceva: noi insomma dobbiamo buttare via tutto, non sappiamo neanche se abbiamo voglia di riaprire. Questa è insomma la situazione, Lina, da Cordignano. Con queste immagini ti lascio e ti restituisco la linea. Grazie Daniela, grazie a Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Cordignano, tra l'altro, che sta vivendo davvero una settimana molto dura. Ieri vi abbiamo dato conto dell'incendio di vaste proporzioni che all'alba ha colpito e ha devastato 3 aziende, quasi 50 i pompieri che in quel caso sono dovuti intervenire con 6 mezzi per spegnere il fuoco e mettere in sicurezza gli ambienti che hanno continuato a bruciare poi fino a pomeriggio inoltrato. Tanti fulmini comunque. 3 aziende distrutte, anni di lavoro in fumo, ma per fortuna nessun ferito. Doveva essere una normale giornata di lavoro in via Col di Lana a Cordignano, invece verso le 5:30 del mattino sono scoppiate altissime le fiamme all'interno delle aziende Tofano e Vintage Wood. Il fuoco ha investito in breve tempo anche una terza impresa, la Lacca, adiacente alle altre 2. Proprio qui dormivano il custode e la sua famiglia, avvertiti in tempo da alcuni operai che arrivavano presto per il lavoro. Sono poi intervenuti quasi 50 uomini dei Vigili del Fuoco con squadre di supporto anche da Belluno, Venezia, Padova e Pordenone per spegnere un incendio che si è rivelato più problematico del previsto. Sul posto anche carabinieri e SUEM 118. Le operazioni sono ancora complesse perché gran parte della parte centrale del capannone è implosa in se stessa, quindi abbiamo difficoltà ad accedere, di conseguenza tutte le operazioni sono concentrate lateralmente. Già aperto un fascicolo in procura a Treviso per capire le cause del rogo, anche se bisognerà attendere il totale spegnimento prima di formulare ipotesi. Non si esclude comunque che un fulmine possa essere l'origine del problema, dato che sulla zona imperversava un forte maltempo. Allo stato attuale non abbiamo ancora fatto nessuna ipotesi, perché appunto prima ci concentriamo nel mettere in sicurezza l'area e poi faremo le dovute indagini in collaborazione con i carabinieri. Le aziende interessate sono la Tofano, specializzata nel recupero di alcuni rifiuti speciali, tra cui l'amianto, ma non nella sede di Cordignano che era già stata bonificata, una sua derivata, la Vintage Wood, che si occupa della lavorazione del legno di recupero producendo mobili, pavimenti e semilavorati, e la Lacca, grossista di prodotti per fioristi. Preoccupazione naturalmente anche per la qualità dell'aria, carica di materiale tossico, che i tecnici dell'ARPAV sono usciti prontamente a misurare.
sono stati fatti una decina di campionamenti, stavano misurando la qualità dell'aria a Cordignano, tutti questi dati verranno inviati in laboratorio. Allora, da quello che è bruciato possiamo stare relativamente tranquilli per quanto riguarda la qualità dell'aria. A scopo precauzionale abbiamo avvisato la popolazione di evitare di uscire se non necessario, di tenere le finestre chiuse e per ulteriore scrupolo abbiamo avvisato il gestore del centro estivo e del GRES parrocchiale di oggi di fare attività al chiuso per i bambini piccoli. Queste le voci che abbiamo raccolto, e abbiamo raccolto anche il duro sfogo della titolare della Vintage Wood, Cinzia Solighet. Oltre 30 anni di lavoro in fumo, ci ha detto Solighet, che tra l'altro è anche assessore al comune di Cordignano. Questa è la nostra attività nata da 2 persone che facevano i dipendenti e da 35 anni questo è quello che abbiamo costruito. La Tofano è una ditta che fa ristrutturazione, è un'impresa edile, e poi abbiamo un marchio, la Vintage Wood, che si occupa di legno di recupero. Nel mezzo, diciamo, che è confinante con un'altra azienda che è dall'altra parte, e hanno visto delle fiamme che uscivano e da là questo è il risultato. Una vita dedicata al lavoro, partendo come dipendente per poi diventare titolare. Cinzia Solighet, anche assessore al comune di Cordignano, non sa darsi pace, anche perché scrupolosamente aveva messo tutto in sicurezza prima del weekend. Sabato i miei figli sono qua, avevano messo grandine e quindi abbiamo parcheggiato i mezzi dentro per non distruggerli dalla tempesta. E in realtà questo è il risultato, che tutti i mezzi sono dentro, tutta l'attrezzatura è in quella parte di capannone e purtroppo è andato tutto distrutto. Un dolore profondo che deriva anche dal fatto di aver sempre ottemperato a tutti gli obblighi. Siamo un'azienda certificata con l'OG1, l'OG2, certificata sulla sicurezza, sull'ambiente, di tutto e di più, però purtroppo questo è il risultato finale. Questo dispiace per me, dispiace per tutti i dipendenti e le maestranze che lavorano per noi. Ringrazio davvero tutti quelli che ci stanno dando una mano, i vigili del fuoco, e questo è. L'azienda è comunque assicurata, anche se i tempi del risarcimento non saranno brevi. I vigili del fuoco hanno permesso comunque il recupero di computer e documenti indispensabili per poter in qualche modo ripartire. Dobbiamo cercare di andare avanti, quindi noi ci stiamo già organizzando e tirando fuori le carte, perché questi erano i nostri uffici. Comunque anche tutti gli incartamenti sono una parte importante del nostro lavoro, i nostri cantieri effettivamente sono fuori. Cercheremo in un paio di giorni di cercare di mettere in moto di nuovo tutto. Ci sono tutti i miei dipendenti, stamattina alle 6 erano tutti presenti, purtroppo non potevamo fare niente. Incredulità anche per i 2 titolari della Lacca, devastati dall'episodio, che però non vogliono parlare. Il titolare è distrutto, tutti e 2, sono 2 fratelli, azienda che era in piedi da anni, ancora prima dei loro genitori, per cui sì, non ci sono parole, insomma. C'era anche l'idea di fare qualcosa in più, ovviamente adesso devi ripartire da zero. Questa è la situazione difficile a Cordignano. Allora, un paio di agenzie battute da poco. Una riguarda lo sciopero dei treni. Sono quasi tutti cancellati i treni in arrivo e partenza dalla stazione di Venezia a Santa Lucia a causa dello sciopero dei ferrovieri proclamato dai sindacati di base dalle 21 di ieri sera e fino alle 18 di oggi. Fra i convogli annullati figurano anche quelli ad alta velocità, sia Frecce che Italo, oltre alla quasi totalità dei regionali. Alcuni regionali fanno registrare ritardi lievi tra 3 e 8 minuti. Allora, chissà se tra chi utilizza il treno c'erano anche dei fan di Cesare Cremonini. Stasera allo Stadio Euganeo di Padova è previsto il concerto del cantautore bolognese. Tra l'altro non sono stati giorni facili per chi assisteva a manifestazioni di questo genere. Abbiamo visto il maltempo rovinare la festa ai fan di Sting e con tutte le polemiche che ci sono state poi per il rinvio, per l'annullamento di quel concerto. Il sole per il momento bacia l'Euganeo, vediamo in diretta il nostro Federico Fusetti sul posto, sperando poi che stasera continui il bel tempo. Federico.
Buongiorno Lina, sì, mai dire mai, però in effetti la temperatura tra l'altro è sopportabile, non c'è molta umidità, quindi anche per i fans in attesa non dovrebbe essere un pomeriggio di passione. Mai dire mai, dicevo, perché per il momento il sole c'è, ma ormai qui la macchina organizzativa è partita alla grande, quindi insomma credo che il concerto sarà confermatissimo. Un concerto, quello di Cesare Cremonini di questa sera, per il quale sono attese 42.000 persone. Con Federico Cibotto siamo venuti in questa zona, che è la zona dietro al palco. Adesso Federico ve la mostra. Fino a pochi minuti fa il sound check, quindi impianto audio al massimo della potenza, vi assicuro notevole, perché ovviamente è stato provato il suono e siamo proprio dietro al palco qui praticamente. La notizia, Lina, è anche che la situazione è molto tranquilla, nel senso che i 42.000 per il momento non si fanno vedere, arrivano a piccole frotte e prendono un numero a questo gazebo che Federico Cibotto vi sta mostrando, gli viene timbrato il numero sul polso e poi possono allontanarsi senza perdere la priorità. Qui vicino ci sono 2 zone all'ombra e per il momento si stanno concentrando lì i tifosi. Ricordiamo 42.000 attesi questa sera, parcheggi già operativi dalle 8 di questa mattina, i cancelli, che è un cancello anche questo, apriranno attorno alle 16 più o meno, e non dimentichiamo insomma che giugno è stato un mese molto intenso per lo Stadio Euganeo, perché ci sono stati gli Imagine Dragons, 2 serate da 42.000 persone ciascuna, e poi Zucchero, anche se lì gli spettatori sono stati 25.000 perché tutti avevano il posto a sedere anche sul prato dell'Euganeo, quindi capienza leggermente inferiore. 42.000 questa sera. Siccome i fans non sono lontani da qui, ma c'è un pezzettino di strada, se siete d'accordo ci spostiamo con Federico, poi vi richiedo la linea, magari chiediamo a loro da dove arrivano quelli che sono già qui. Federico, allora attendiamo tue novità. Allora noi nel frattempo apriamo la pagina dedicata alla politica. Ci sono stati le classifiche pubblicate dal Sole 24 Ore sul gradimento di sindaci e governatori che hanno fatto discutere in queste ultime ore. Allora, prima di inoltrarci nella politica regionale con il tour veneto del vice premier Tajani, ma anche le esternazioni ieri piuttosto pesanti del presidente Zaia, andiamo a vedere, sempre legato naturalmente a quello che deve essere l'impegno della Lega per le regionali, l'esito del botta e risposta tra il coordinatore veneto di Fratelli d'Italia Luca De Carlo e il primo cittadino di Treviso Mario Conte, che tra l'altro appunto si piazza al primo posto per gradimento in Veneto, quindi non una voce qualsiasi, quella di Conte, che si era fatto ben sentire sabato a Santa Caterina all'appuntamento con gli amministratori leghisti. Sentiamolo. Ha ragione De Carlo non deve confrontarsi con me e io non devo confrontarmi con De Carlo, quindi io mi rivolgevo ai sindaci della Lega e ai miei dirigenti. Risponde con una frase secca Mario Conte alle parole di Luca De Carlo, intervenuto su quel meglio soli che male accompagnati che alla convention della Lega nella cornice di Santa Caterina ha gettato le basi per l'avvio della campagna elettorale. Una frase buona per strappare degli applausi, meno buona per governare e approcciarsi ai tavoli. Così De Carlo ai nostri microfoni ha risposto all'alleato Conte, che ribatte la sua lontananza dalla partita in gioco, mettendo tutto in mano al segretario del Carroccio Veneto Alberto Stefani. Una guerra di consensi per il nome in regione, partita da cui il primo cittadino di Treviso si è presto voluto sfilare. Rispetto alla posizione di De Carlo, però non capisco nemmeno perché sia intervenuto su questo tema. Lapidario, ma Conte tira dritto e vuole spendersi sul suo territorio. Secondo la classifica del Sole 24 Ore, il sindaco è quinto per indice di gradimento, primo in Veneto tra i capoluoghi di provincia. Dopo 7 anni di mandato il mio gradimento è ancora superiore al 60%, sono certamente soddisfatto, però non è un motivo per abbassare la guardia e per rilassarsi, ma è uno stimolo per far sempre di più, perché sono quinto ma non sono primo. Primi posti della classifica occupati per lo più da sindaci di centrosinistra, pochi infatti sono i primi cittadini di centrodestra. Vuol dire che dobbiamo lavorare di più, che dobbiamo servire ancora meglio ai nostri cittadini, perché l'obiettivo è quello di renderli sempre più soddisfatti e orgogliosi della propria classe dirigente.
Torniamo in diretta da Padova con Federico Fusetti che si è spostato su un altro lato dello stadio. Federico. È così, Lina, un'altra posizione, qui vedete la bellezza o bruttezza, come dicono alcuni, di questo stadio da un altro punto di vista, stadio che, ripeto, questa sera ospiterà Cesare Cremonini con 42.000 fans, non sono 42.000, però insomma qualche decina è già arrivata, allora magari proviamo a sentire da dove arrivano e come vedete si sono intanto rifugiati all'ombra. Buongiorno, possiamo chiedervi da dove venite? Brescia. Da Brescia? Siete arrivati con grande anticipo? Per forza. Poi sarà davanti. Qui si sta all'ombra almeno. Sì. Come funziona? Vi hanno dato un numero, giusto? Possiamo guardare, lei è il numero 8 addirittura, quindi uno dei primi, arriverà proprio sotto al palco. Sì. Sapevate che insomma questo era l'orario più o meno in cui bisognava arrivare? Sì. Bene, buon concerto allora. Grazie. Possiamo chiedervi da dove venite? Da dove venite? No? Perché siete troppo rilassate qui all'ombra. Allora passiamo all'altro signori qua dietro, permesso? Possiamo chiedervi, scusate, che eravate quasi in costume. Da dove venite? Verona. Cerea, Verona. Verona. E siete arrivate prestissimo sapendo che era l'orario buono? Sì, più o meno. Quarto. Numero 10, 11, 12. Quindi sarete sotto al palco di sicuro. Speriamo. Con questa temperatura e quest'ombra qua si sta anche bene. Si sta bene, sì. Sapete a che ora apre? Alle 16:30 aprono i cancelli. È il primo concerto di Cremonini che vedete? Per me sì. Di Cremonini sì. Di Cremonini sì. Qui a Lugano eravate già state? No, io no, sono mai stata. Bene, allora buon pomeriggio e buon concerto. Ciao. Ecco Lina, ti restituisco la linea, adesso abbiamo sentito qualche voce di questi fans che si stanno godendo l'ombra in attesa del concerto. Certo, allora anche da parte nostra buon concerto, grazie Federico per questo collegamento. Allora noi andiamo a sentire quelle che sono state le esternazioni del presidente Zaia ieri rispetto all'incertezza che si vive ancora nel centrodestra in vista delle elezioni regionali. Nel centrodestra non c'è chiarezza e Luca Zaia mostra per la prima volta un'esplicita insofferenza. Nulla di definito in vista delle elezioni regionali d'autunno, non solo per quanto riguarda il candidato presidente, problema non più suo dopo l'affossamento del terzo mandato, ma anche e soprattutto per il ruolo che lo stesso Zaia dovrebbe avere nel catalizzare trasversalmente con una sua lista i voti. Innanzitutto attendo di capire cosa proporrà quel famoso tavolo che io non ho ben capito dove sia, cosa si fa, cosa fanno, ma comunque alla fine qualcuno mi verrà a dire qualcosa. Dopodiché farò le mie considerazioni quando ci saranno delle linee guida. Oggi nella mia posizione ho difficoltà a esprimere la mia personale idea, visto considerato che non ho ben capito, siamo ancora a un'acqua torbidissima dello stagno e quindi finché non ci sarà un po' di limpidezza è difficile capire. Diciamo che se dovessimo fare un paragone per ricordarlo ai cittadini, in questa fase siamo in una stanza buia, tutti cerchiamo un interruttore. Cercheremo di capire che lo trovo l'interruttore. Se finora è stato lui quello additato come indeciso su cosa voleva fare una volta smessi i panni di governatore, è il tira e molla nel centrodestra ora a indispettirlo, ben sapendo di essere depositario di un tesoretto, quella lista Zaia di cui Fratelli d'Italia non vuole neanche sentir parlare e che i sostenitori della corsa in solitaria della Lega considerano invece come un asso nella manica. Zaia lascia intendere di aspettarsi che il suo partito valorizzi e difenda questo patrimonio di consensi. Se è vero che il centrodestra vuole ampliare il consenso ed essere anche, ci vuole una dose di sensibilità nei confronti anche di chi non ci vota, che la mia lista civica ha sempre intercettato un elettorato che comunemente non vota a destra. I dati parlano da soli, l'ultima statistica che è uscita dice che una lista come la mia può arrivare al 40-45%, cercheremo di capire il centrodestra se vuole valorizzare oppure no. Numeri che rispecchiano un gradimento costantemente alto nell'elettorato, anche se l'ultima classifica del Sole 24 Ore sui governatori più amati della penisola vede Zaia scalzato dal primo gradino del podio dal collega del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Questione di decimali taglia corto il presidente veneto. Sono sondaggi, lasciano sempre il tempo che trovano. Sentite, ne hanno fatti 3, su 2 sono primo da 15 anni, su 1 sono secondo per lo 0, qualcosa. Vabbè, va bene, tutto quello che non strozza ingrassa.
Così dunque Zaia. E poi tra il Veronese, il Vicentino e il Padovano c'è stata la giornata veneta del vice premier Tajani, come vi anticipavo, che è tornato a parlare di ius scholae, ribadendo la necessità di un centrodestra unito e confermando Flavio Tosi come candidato governatore per gli azzurri. Ma noi vogliamo vincere, si troverà il miglior candidato possibile, attorno a un tavolo si siederanno i rappresentanti dei partiti, noi faremo le nostre proposte. Io credo che la proposta di Flavio Tosi sia una proposta competitiva, poi si vedrà, noi non vogliamo imporre nulla a nessuno, ma non vogliamo neanche che ci venga imposto da altri un candidato, però è normale che ci sia un confronto, troveremo il candidato migliore e chiunque sarà il candidato noi daremo il massimo perché il centrodestra possa vincere bene in Veneto. Noi certamente saremo protagonisti del prossimo governo perché tutti i dati dei sondaggi ci danno in crescita, quindi sono ottimista da questo punto di vista. Faremo tutto ciò che è il nostro potere per far vincere il candidato di centrodestra, sia esso Tosi sia qualunque altro venga scelto dalla coalizione centrodestra. I rapporti vanno benissimo. Governiamo bene assieme, parteciperemo insieme alle campagne elettorali delle prossime regionali, comprese in Veneto, ma siamo partiti diversi, no? Noi siamo un partito cristiano, liberale, riformista, garantista, atlantista, europeista, siamo parte del Partito Popolare Europeo, abbiamo le nostre idee, abbiamo le nostre proposte, per noi la cittadinanza è una cosa seria e quindi servono regole serie. Abbiamo presentato una proposta di legge che si chiama Ius Italia, deve essere seria la concessione della cittadinanza a chi va a scuola in Italia e non è cittadino italiano. Noi diciamo che dopo 10 anni di scuola, 10, quindi non c'entra nulla la nostra proposta con quella della sinistra, dopo 10 anni uno può chiedere la cittadinanza, vale a dire la può chiedere a 17 anni, 10 anni di scuola finisce a 17 e la chiedi a 18 hai la cittadinanza. Perché questo? Perché io voglio che i giovani non figli di italiani, qui parliamo sempre di persone regolari eccetera, che stanno in Italia siano formati imparando l'italiano, la storia italiana, la geografia italiana, le leggi della Repubblica, l'educazione civica, la Costituzione. Altrimenti, come oggi, tu a 18 anni diventi cittadino italiano, anche se hai studiato in una madrassa. Ecco, io voglio che chi diventa cittadino italiano sia un cittadino italiano vero, non finto col passaporto. Quindi la nostra proposta di legge è una proposta che rende più seria la concessione della cittadinanza, non è affatto automatica, quindi consiglio a tutti coloro che intervengono in questo dibattito di leggere la nostra proposta, cioè non serve insultare, non ho nessun colpo di sole, conosco quello che ho scritto, conosco quella che è la situazione nelle scuole, ecco, consiglio di leggere e poi si fa un dibattito serio, ma non c'è nulla di male, nessun problema nella maggioranza, non è un tema parlamentare, non è un tema di governo questo, come era un tema parlamentare quello del terzo mandato. Si è parlato di terzo mandato e può parlare anche di Ius Italia, tutto qua. Comunque, se vogliamo anche entrare nella materia, basta leggere il punto 6 del programma del centrodestra con il quale abbiamo vinto le elezioni, cosa c'era scritto? Che il centrodestra si impegna a integrare economicamente e socialmente i migranti regolari. Che cosa vuol dire? Queste le linee dunque dettate dal vice premier Tajani per Forza Italia. Allora, prima di andare in pubblicità vi presento le ospiti che mi hanno raggiunto in studio. Saluto e ringrazio Valentina Pillon, sindaco di San Biagio di Callalta, ben trovata. Buongiorno a tutti. E Paola Roma, sindaco di Ponte di Piave, anche in rappresentanza naturalmente della conferenza dei sindaci. Parleremo proprio di Piave tra pochissimo con loro e anche di quello che è successo ieri, perché 7 persone hanno rischiato la vita e sono state salvate dal tempestivo intervento in elicottero dei soccorritori. A tra poco. Eccoci di nuovo in diretta, torno a presentare le sindache di San Biagio di Callalta, Valentina Pillon, Ponte di Piave, Paola Roma. Parliamo di Piave perché ieri si sono vissuti momenti di tensione che potevano davvero finire male. Allora chiederei alla regia cortesemente di mandare in onda le testimonianze che hanno raccolto sul posto Alberto Pivetta e Daniela Sizia quando è scattato l'allarme a Fagarè nel Piave per 7 persone tra i 19
19 e i 42 anni di origini straniere bloccati su un isolotto perché l'acqua del Piave ha preso a salire. Sentiamo. Seduta qua, dopo guardato 7 persone e dopo guardato prima parli al ragazzo vado qua così e dopo tanti acqua questo, dopo è rischio, dopo è arrivata la polizia qua e dopo la polizia parli e lascia il ragazzo firma qua perché adesso è rischio, tanti acqua questo. Quindi è arrivata la polizia, sono arrivati i vigili del fuoco? Sì, dopo poco, dopo tanta acqua, dopo arriva la polizia, chiamato elicottero e arriva l'elicottero, dopo prendi il ragazzo tutte acqua. Uno a uno li hanno presi, li hanno riportati a riva? No, 2, 3 così, prima 2 persone 1, dopo arriva ancora l'elicottero è totale 2, anche dopo 7 persone e dopo prendi qua. Hanno rischiato davvero tanto, tu li hai visti, erano impauriti? Sì, pauriti poco, dopo la polizia parli firma qua, arriva l'elicottero, dopo prendi. Adesso è tutto a posto. Io direi di mettere anche qualche controllo in più, anche qualche militare, qualche ronda che potrebbe effettuare qualche controllo ogni un po' di tempo, ogni ora, ogni 2 ore e mettere dei cartelli. Poi giustamente non possiamo stare dietro alle persone H24, quindi non possiamo sapere se una persona decide in quel momento di farsi un bagno dove semmai può reputare che l'acqua non è accessibile. Ecco. Però insetti in un isolotto con questa corrente è un rischio? Ecco sì, certo che è un rischio, però purtroppo anche le autorità competenti non è che possono stanziarsi qui H24, capisci? Quindi è anche un po' a coscienza della persona che fa queste cose, a pensarci bene. Esatto, coscienza delle persone, conoscenza anche dei posti. Allora, Sindaco Pillon, innanzitutto noi siamo a un paio di giorni dal tavolo in prefettura convocato proprio dal prefetto su richiesta del vostro collega di Spresiano, Marco Della Pietra, perché ci sono state purtroppo 2 vittime nel Piave. Abbiamo avuto nel frattempo altri 2 principi di annegamento, ieri questa emergenza. Allora, al di là della cronaca stretta, poi è finita bene, i soccorritori sono stati tempestivi, ma cosa è successo nel Piave perché queste persone venissero sorprese dall'innalzamento dell'acqua, secondo lei? Beh, ieri c'erano dei bollettini le cui appunto previsioni erano tutt'altro che rassicuranti, perché abbiamo avuto delle giornate di maltempo, non deve necessariamente piovere qui nelle nostre località, ma anche quando piove a monte e quindi non a valle può verificarsi questo innalzamento del fiume Piave, che per noi insomma che siamo comuni, che ci affacciamo proprio sul fiume Piave, sono degli avvenimenti che possono capitare, quindi come sindaci eravamo preparati a questo e anche i bollettini lo dicevano molto chiaramente. Ed erano pesanti questi bollettini, tra l'altro. Assolutamente sì, tanto che già dalla giornata di domenica il bollettino era arancione, quindi eravamo già in preallerta. E quindi queste notizie poi noi a nostra volta le divulghiamo alla cittadinanza. È chiaro però che non sempre la cittadinanza riesce a recepire questi messaggi. Mi viene però da dire che il Natisone è stato un avvenimento assolutamente tragico che ha colpito l'intera nazione. Sembra per certi versi che non ci abbia insegnato nulla, o perlomeno sì nel chiamare i soccorritori, che ringrazio, che sono intervenuti in tempi davvero rapidissimi per mettere in salvo queste persone, però allo stesso tempo c'è l'incoscienza da parte delle persone che non solo si recano sul Piave, ma addirittura raggiungono un isolotto, e questo isolotto proprio a vista d'occhio, quindi non serviva essere dei professionisti, si vedeva benissimo che c'era una piena del fiume, quindi con una corrente molto veloce e anche con un innalzamento che rispetto agli standard degli ultimi giorni era più elevato del solito. Quindi quello che noi come istituzioni cerchiamo di fare, ma su cui lavoreremo ancora di più, è di trasferire ai cittadini tutti questa pericolosità del fiume Piave. È un fiume che segna sì la nostra storia, segna le nostre origini, però come tale deve essere rispettato, perché sappiamo bene che questa tipologia di fiume è un fiume comunque di carattere torrentizio, che ha un fondale che non è assolutamente omogeneo, ma anzi ci sono mulinelli, ci sono correnti molto forti che non permettono assolutamente la balneazione, che è un altro dei temi che in questi giorni stiamo cercando ancora di più di sviscerare e di cercare di comunicare con ancora più forza alla cittadinanza, perché
non si vuol capire nonostante le tragedie, questi avvenimenti che continuano a ripetersi ma che noi non vogliamo che accadano più. Esatto, perché appunto lo ricordiamo, abbiamo avuto un ragazzo appena ventenne e una bambina purtroppo morti sul Piave, tra l'altro in due posizioni completamente diverse, no? Qui purtroppo nel territorio vicino a noi, vicino anche alla nostra sede, poi su a Pederobba. Sindaco Roma, allora il far capire alle persone, voi avete dei progetti in atto, tra l'altro qui abbiamo un fiume che si è rivelato pericoloso in un momento in cui non pioveva, ok? Pericoloso naturalmente ancora di più adesso che ci sono state a monte queste precipitazioni, per cui ci sono diversi aspetti da considerare, no? E poi naturalmente parliamo di un fiume su cui si discute da tempo, la messa in sicurezza per quanto riguarda le casse di espansione, e questa è una battaglia che voi sindaci state portando avanti. Beh, allora, prima di tutto c'è l'incolumità delle persone, che questo è un tema che ci accomuna sia nella parte di prevenzione, cosa che con l'autorità di bacino, unitamente alla Regione Veneto e lungo tutti i comuni dell'asta del fiume Piave, è stata portata avanti proprio da diversi anni con l'attività di fare formazione nei comuni lungo l'asse del fiume Piave, soprattutto negli istituti comprensivi, con un progetto finanziato dall'autorità di bacino della Regione che si chiama Io tu noi il Piave, non solo per far conoscere il fiume Piave naturalmente nella sua caratteristica di fiume, ma dall'altra parte nel portare anche tutto quello che va a significare la pericolosità dello stesso. Infatti vediamo come a Ponte di Piave si tratti il fiume, cambia proprio il suo corso, da torrentizio diventa fluviale proprio a livello di pianura e crea proprio un bacino che permette poi la graduale scesa verso la zona naturalmente del Veneziano. Questo ha avuto ovviamente un lavoro importante da parte della Regione. Voglio ricordare che non di poco conto sono stati i rinforzi arginali, l'attività di jet grouting e di rialzo arginale proprio per evitare tutto quello che poteva arrivare anche all'interno del nostro territorio. Dall'altra parte poi tutto quello che è stato fatto per il rinforzo anche da RFI su un progetto da 2,5 milioni proprio legato al fatto che non ci sia un fermo delle ramaglie proprio nei due ponti, sia lo stradale che il ferroviario, per evitare l'effetto diga che porterebbe le nostre abitazioni, in particolare io parlo di Ponte di Piave, le 90 famiglie ad avere un effetto devastante. Dall'altra parte ovviamente tutta l'attività che è stata posta in essere con proprio il portar via tutto quel materiale che serve proprio come attività non solo ordinaria ma straordinaria di manutenzione, portar via il materiale litoide proprio per creare questo deflusso completo del fiume. E quindi capiamo come la parte di incolumità pubblica nasca da una serie di interventi, tra cui quella dei bacini di laminazione, che permettono il graduale fermare l'acqua sopra proprio per il graduale poi dissolvimento della stessa lungo il corso del fiume. È chiaro che le rotte arginali nel 66 sono avvenute tutte a monte di Ponte di Piave, questo significa morte certa per le popolazioni e poi successivamente anche per quelli che arrivano dopo. Dall'altra parte è chiaro che le attività che i comuni hanno fatto assieme sono state soprattutto di prevenzione nei confronti dei ragazzi, però io vorrei porre l'accento sul fatto che a questo punto un'attività preventiva possa essere svolta su tutto il territorio, non solo provinciale, ma spingerci anche al di là del provinciale ad arrivare anche all'altra regione, perché se abbiamo persone che arrivano da altre regioni e che naturalmente vengono nel nostro corso del fiume, perché, porto l'esempio del tagliamento, è molto più basso rispetto al fiume Piave in questo periodo, è chiaro che va fatta un'attività ben diversa anche rispetto alla prevenzione che deve nascere soprattutto attraverso i ragazzi. Dall'altra parte, ripeto, la situazione del bollettino CFD che era arrivato proprio ieri pomeriggio alle 2:30 dimostrava come a Ponte di Piave negli scenari noi avessimo avuto un secondo livello di allerta che significa 1000 metri cubi, di cui Ponte di Piave già a 700 metri cubi va in criticità. Quindi credo che in situazioni come queste, legate ovviamente a situazioni territoriali, perché San Biagio non ha la stessa situazione rispetto a Ponte di Piave, noi abbiamo delle abitazioni che vanno sotto per prime e che già al di sotto di 700 metri cubi dobbiamo dare l'allerta, perché altrimenti i vigili del fuoco non riuscirebbero a raccogliere le persone che ci sono all'interno di queste abitazioni. È chiaro che c'è la necessità di fare degli interventi strutturali, perché come vediamo è chiaro che durante l'estate non avremmo mai visto un bollettino di questo tipo, cosa che abbiamo visto per esempio in questo luglio. Quindi l'incolumità delle persone va al di sopra di tutto e deve essere a 360 gradi. Quindi non solo abbiamo il tema di quello che capita tra i bagnanti, abbiamo anche eventi meteo che ripropongono anche in questa stagione, che dovrebbe essere, eravamo abituati a vedere un Piave
in secca o quasi, c'è un doppio fronte. Sindaco Pillon, giovedì in prefettura cosa chiederete? Il prefetto si è già in qualche modo espresso, il prefetto Sidoti, parlando di cartellonistica, anche lì di un progetto di informazione. È sufficiente o servono controlli veri e propri? Allora, questo sarà un duplice tema che affronteremo tutti quanti insieme. Da un lato, quindi a livello comunicativo, con dei cartelli, piuttosto che condividere la possibilità di una campagna informativa. Mi viene l'esempio del divieto dei tuffi dai pontili, e potremo riproporre una campagna comunicativa efficace e in diverse lingue anche nei nostri territori, perché magari mettendo alla pericolosità e quindi a trasferire il divieto con degli esempi concreti, potrebbe essere che questi messaggi diventino più forti. Però dall'altro lato c'è proprio il tema dei controlli, e quindi sappiamo che la competenza del Fiume Piave è una competenza del demanio, del genio civile, e quindi noi ovviamente come sindaci e quindi come istituzione più vicina ai territori e ai cittadini, in quale misura poterci muovere, perché anche questo qui è un altro ambito di cui tra sindaci si discute, però dobbiamo sempre capire fino a dove possiamo arrivare e in quale modo anche le nostre forze dell'ordine possono intervenire, perché un altro aspetto è proprio quello della nostra polizia locale, e che già con dei progetti estivi monitora il Piave e anche tutto l'altro aspetto, oltre a quello dei bagnanti, dell'abbandono dei rifiuti, per cui è già un territorio assolutamente attenzionato. Però poi c'è lo step successivo, che anche qui, ripeto ancora una volta, serve un'azione condivisa, perché non va neanche bene che il singolo comune intraprenda una iniziativa che magari non è la medesima del comune di fianco, del comune limitrofo. Quindi questo incontro serve sicuramente, perché alla luce di questi episodi, che purtroppo in questo mese si sono verificati così molto frequentemente, portiamo l'attenzione su un tema che già comunque le amministrazioni affrontano, perché non è mai stato assolutamente sottovalutato, ma è chiaro che la frequentazione del Piave da parte di gruppi di persone che magari non sono locali, ma che vengono, come diceva la collega, da fuori anche regione, ci impone una riflessione ancora maggiore nel capire come a livello comunicativo ed a livello di controlli noi istituzioni possiamo agire, sempre preservando il tema dell'incolumità delle persone. Ma poi, diciamolo senza paura, non è solo questione di venire da fuori, ci sono i nuovi cittadini stranieri che necessariamente non sono nati qua, non conoscono la pericolosità, l'abbiamo visto questa cosa naturalmente, lo vediamo spesso, perché capita spesso purtroppo che siano o ragazzi di seconda generazione, certo, oppure persone appunto straniere. Abbiamo visto malori, abbiamo visto appunto quella povera bambina a Pederobba. L'idea del vostro collega Della Pietra di dire: sappiamo che ci sono comunque delle aree utilizzate in cui la gente si raduna in quantità, ce l'ha le Grave di Spresiano piuttosto che Saletto eccetera, e creare delle zone in qualche modo sorvegliate, può essere una strada? Ma allora io partirei intanto dal DPR dell'82, dove dice che il fiume Piave non è balneabile in tutta l'asta del suo corso, perché è un fiume pericoloso, e infatti lo rivediamo attraverso poi la normativa regionale, perché è una questione igienico-sanitaria legata all'ARPAF, alla qualità delle acque, alla tipologia ovviamente di flusso, diverso dal tagliamento, nel quale invece vediamo che ci sono alcune parti del tagliamento che sono sottoposte a delle ordinanze e che sono utilizzabili invece in questo caso, proprio perché ha una diversità. Allora, se il fiume poi diventa balneabile e quindi c'è anche una modifica, è chiaro che gli enti che stanno sopra di noi, Ministero dell'Ambiente, Regione e successivamente i comuni, dovranno adottare delle misure differenti. Questo significa però andare a modificare anche prima tutta questa parte. È chiaro che, ripeto, su questi aspetti... Ma chiedo scusa, è pensabile che si dichiari una balneabilità? La ritengo molto difficile, perché calcoliamo che nell'elenco della Regione Veneto, dove ogni anno vanno a verificare la qualità delle acque e ARPAV dà delle statistiche, vengono valutate chiaramente la tipologia di fondo, prendiamo l'esempio del mare, chiaramente graduato fino alla discesa, ma anche la qualità dell'acqua. Qui entriamo in un tema igienico-sanitario che diventa prettamente fondamentale capire. Allora, nel momento in cui questo viene inserito, e quindi quel DPR dell'82 che ha poi avuto delle regolamentazioni successive
successive da parte della parte direzione regionale e che ha ovviamente dei cambiamenti, deve essere naturalmente attenzionato, deve essere fatte delle verifiche anche all'acqua e quindi naturalmente prese delle decisioni differenti. Dall'altra parte è chiaro che quando si parla di incolumità pubblica, e lo dicevamo prima, non si tratta in questo caso semplicemente dell'utente che si reca lì, ma diventa anche un problema idrogeologico nel momento in cui, e lo abbiamo visto proprio nella cartellonistica che c'è per esempio nel fiume Tagliamento, c'è un innalzamento del livello del fiume. Allora in questo caso si tratta sostanzialmente di due attività differenti che, ripeto, prima però devono avere una fonte normativa di grado gerarchico superiore. Infatti voglio dire è un decreto del Presidente della Repubblica nell'82 che ha sancito questo, e poi le diverse successive ovviamente fonti normative che dovranno essere il Ministero dell'Ambiente e in fase successiva Regione Veneto e un'ordinanza eventualmente dei comuni per il tratto che si ritiene potrà passare a questo tipo di formulazione. Ripeto, al di là di questo aspetto è un fiume pericoloso in tutto il suo corso, è ricco di mulinelli, nel nostro tratto proprio cambia il flusso da torrentizio, diventa fluviale, c'è una difficoltà importante e ripeto, al di là della balneazione c'è anche un aspetto della navigabilità che sappiamo esserci solo dopo il nostro territorio, quindi su questo aspetto insomma c'è da fare una serie di valutazioni, ma anche con altri enti preposti, perché ripeto anche l'autorità di bacino che con noi ha fatto tutta la parte preventiva con la Regione Veneto ci ha dato delle linee guida anche per gli istituti comprensivi importanti per spiegare gli scenari ai ragazzi, e magari quella sarà da potenziare anche per gli altri comuni che non appartengono all'asta del fiume Piave ma che chiaramente magari essendo vicini possono affluire, quindi fare anche un'attività di questo tipo. Però ripeto, la normativa di base igienico-sanitaria e quindi la tutela delle acque e anche l'inserimento del fiume Piave tra quelle balneabili è un aspetto da considerare in maniera preminente prima di tutto. Allora, il tempo è terminato, vi vedo belle agguerrite in vista dell'incontro di giovedì, perché poi la testimonianza che arriva dai territori è quella fondamentale per cercare di risolvere questi problemi di chi conosce queste realtà. Grazie a Valentina Pillon, sindaca di San Biagio di Callalta. Grazie a voi. Grazie a Paola Roma, sindaca di Ponte di Piave, buon lavoro, vedremo poi come andrà a finire giovedì. Velocemente, prima di chiudere, vi ricordo innanzitutto l'appuntamento stasera con Ring, ospiti di Ferdinando Avarino per la politica saranno Fabio Chies, che è il coordinatore di Forza Italia, Marcello Banno della Lega, Alessio Albertini del Partito Democratico, Said Caibi di Alleanza Verdi Sinistra. Poi dalle 22:15 sarà la cronaca protagonista, ospiti Franco Battaglia, da pochi giorni assolto dall'accusa pesante di omicidio di una donna, il delitto sul Piave, il suo avvocato Fabio Crea. Questi gli ospiti di Ring. Vi ricordo dopo di noi il documentario Borgo Italia, a seguire alle 14:36 il cinema con la pellicola Remember. Grazie ad Alessandro Granzieri e Edoardo Paris in regia. Noi ci fermiamo qui, appuntamento ai telegiornali di questa sera. Arrivederci.